Il sindaco Franco Miccichè interviene circa la chiusura delle scuole. Nei giorni scorsi alcuni mi hanno criticato per la mancata adozione di un'ordinanza sulla chiusura degli istituti scolastici, adducendo una mancanza di coraggio. Niente più falso. Ieri sera con i miei collaboratori e sentiti i vertici della prefettura e dell'assessorato regionale della salute siamo giunti alla conclusione che le norme di legge in materia non lasciano spazi ad alcuna competenza sindacale. Per chiarezza ricordo che gli articoli 21 e 43 del PCM del 2 marzo del 21 emerge senza alcun dubbio che nelle zone gialle, alla quale oggi la Sicilia ha la competenza ad adottare l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici e del Presidente della Regione, il cui provvedimento non è discrezionale, bensì vincolato dal superamento dei parametri di legge, 250 contagiati per 100.000 abitanti. Non mi appartiene, continua il sindaco, e chi mi conosce lo sa benissimo, l'idea di non assumere responsabilità di governo, ma sempre nel rispetto della legge. Voglio intervenire per dare spiegazioni, rassicurare i miei concittadini e spiegare anche il perché delle mie decisioni. Fino al mese di febbraio era potere nostro, dei sindaci, come massima autorità sanitaria della città, a seconda delle condizioni sanitarie e a seguito di parere tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di competenza, poter stabilire o meno o la chiusura degli istituti scolastici oppure la didattica a distanza. Il 2 marzo del 2021 esce il nuovo DPCM, entra in vigore il 6 marzo sempre del 2021, che dà pieni poteri ai presidenti della regione nello stabilire sulla chiusura o meno delle scuole o passare da didattica in presenza o in didattica a distanza. A tal proposito il nostro Presidente della Regione, con ordinanza numero 17 del 4 marzo 2021, all'articolo 4,2, si recita: il Presidente della Regione Siciliana, previa relazione tecnica settimanale del servizio di sorveglianza ed epidemiologia valutativa del Dipartimento regionale ASOE, dispone con ulteriore provvedimento le misure contenitive di cui al citato articolo 43 del pregresso DPCM 2 marzo 2021, cioè dove si può decidere la chiusura delle scuole, nelle aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi è il Presidente della Regione che decide di chiudere le scuole se si raggiunge una percentuale di 250 casi ogni 100.000 abitanti, nel nostro caso che abbiamo 60.000 abitanti, cioè per almeno 130 casi. E essendo stato in contatto fino a tarda sera, in attesa proprio se poter o non poter emettere l'ordinanza di chiusura o DAD per quanto riguarda gli istituti scolastici del Comune di Agrigento, apprendo che ogni mercoledì il DASOE, cioè il Dipartimento regionale ASOE della Regione, raccoglie dati che arrivano da tutte le province. Ebbene, i dati che fino a ieri erano in possesso proprio degli strumenti regionali per quanto riguardava la città di Agrigento erano di 45. Quindi siamo ben sotto la soglia limite per decidere la chiusura delle scuole, che comunque, ripeto, dal mese di marzo è di completa competenza del governo regionale. Intanto il sindaco interviene e fa dei chiarimenti anche sulla ZTL di San Leone che interesserà il fine settimana. In questi giorni un altro dibattito ricorrente è la chiusura di San Leone e la zona Livi nei weekend. Voglio chiarire per meglio far capire in realtà cos'è questa chiusura, cos'è questa ordinanza. L'ordinanza parlavo meglio, dalla chiusura a San Leone dalle ore 15:30 fino alle 20, dico parlava perché da domani
ho apportato una modifica, cioè non più dalle 15:30 ma dalle 16 fino alle ore 20, chiusura esclusivamente al traffico veicolare, quindi dalle ore 16 alle ore 20 in Viale Emborimi, angolo Via Gela, e Viale dei Giardini, angolo Via Gela. Tutte le altre entrate o traverse per San Leone rimarranno aperte. Questo perché? Per ridurre il traffico esclusivamente veicolare in un orario particolare di punta che per San Leone è gravoso, sia per il traffico e sia anche per gli assembramenti, perché questo ha attirato nelle settimane passate tantissima gente anche della provincia. Voglio ribadire, San Leone non è zona rossa, è un esperimento, una ZTL che si vuole proporre agli agrigentini e anche a chi viene da fuori il comune di Agrigento, in previsione anche di un futuro migliore di viabilità e di fruizione del mare.